Questa persona gestisce una trattoria a metà strada, diciamo, fra Castelfranco e Dasolo, e mi disse: ma sa che io li ho visti? Ha visti chi, signora? Iole e Fusaro, perché sono stati a cena nella mia trattoria approssimativamente una ventina di giorni prima del sequestro, se non un mese, e si ricordava del fatto perché avevano avuto una specie di discussione e poi si era riappacificati, ma una discussione piuttosto accesa a tavola. Ma questo c'è agli atti? Non c'è nulla di questo agli atti. Soltanto un mese prima del sequestro e del delitto, Iole Tassitane incontrò a cena Michele Fusaro, l'uomo che sarebbe diventato il suo carnefice, e con lui discusse anche animatamente. Lo ha rivelato nel corso della registrazione di X News l'avvocato Roberto Quintavalle, legale della famiglia del notaio di Castelfranco, citando la confidenza ricevuta da un ristoratore della zona. Tra l'altro una persona che non ha motivo di credere sia bugiarda, perché sarebbe così, non aveva nessun interesse a dirmelo. L'ultimo contatto tra Iole e Fusaro non risale quindi al Natale precedente, quando il falegname inviò gli auguri via SMS all'impiegata e l'impiegata rispose contraccambiando. La donna ed il falegname si sarebbero personalmente incontrati anche dopo quell'ultima traccia emersa dai tabulati, e l'incontro sarebbe avvenuto in un luogo pubblico a poche settimane dal sequestro. Si tratta di una circostanza che, se confermata, rafforza la mia tesi, ha aggiunto il legale, sempre più convinto che Fusaro abbia agito con quella premeditazione che l'accusa non ha mai contestato. Aveva preparato nei minimi particolari il tutto. Senza contare infine il capitolo relativo ai complici, dei quali Fusaro ammette l'esistenza, almeno secondo l'avvocato Quintavalle. Vi è poi il colloquio in carcere, quando era in carcere, mi sembra a Vicenza, il Fusaro, sì, con la sorella, la quale insisteva dicendogli: Michele, confessa che non eri solo, lo hanno capito tutti ormai, dillo che ti conviene. E la sua risposta è stata: sì, brava, e poi a mio figlio ci pensi tu.